ci siamo, giochiamo NFL contro 107, stanno già 3-2. Kazuya si è travestito da Little Mac e 107 si è travestito da è l'episodio di da Carlo Conti, eccoci qua. Porca Che sta succedendo? Vabbè, comunque per chi non lo sapesse sono Porche e Dani, ovvero un coglione e un testa di cazzo. State attenti, non ci parlate mai con nessuno dei due. Forse dice che ama i problemi tecnici. Chi non, vive i problemi tecnici. Cosa sarebbe il mondo senza i problemi tecnici? È vero, è vero. Se ci pensate... Cosa farebbero i tecnici se non ci fossero problemi? Ma se ci pensi, il Big Bang è stato un problema tecnico, no? È esploso il processore. Sì, era così, palese, Bello, palese. bello. Comunque vediamo qua super lead da parte di Porche che caga in bocca a Dani come non ci fosse un domani. Scusa, ma così easy. in realtà l'obiettivo di molto pulito defeca nella cavità orale di Dani. Il mio letto, scusate. Comunque, super lead qua. Dani che però cerca una situazione di Edgeguard per prendere un pochino di un piede fermo in questo set, ma effettivamente Porche scivoloso come sempre, si rende molto difficile afferrare. E si suicida. Come il coglionazzo. È vivo. E lo salva Dani, grande. Non ci arriva. Vabbè, facciamo credere ai telespettatori. E ora lo ammazza. No, l'ho salvato. Bravo Dani, lo salva. Dani è una persona molto altruista, posso Sì, è vero. Soprattutto con i poveri. Ogni volta lui va nei supermercati solo per cercare i poveri e dargli le monetine. Gliel'ho visto fare. Si fa proprio il tour di tutti i supermercati di Filmeri. Ragazzi, ce n'è 137, ve lo giuro. E lui una volta a settimana. Sì. Basta, dobbiamo commentare il match. Ognuno ne usa 4. Comunque situazione di letti juggling è un po' più trova il rulo ma non prende. E vabbè, qui un po' una situa, però Dani comunque cerca un edgeguard, non lo trova. Qui Porkons che cerca un attimo qualche kill presto perché è un po' maialozzo, vuole vedere queste stock andare via rapidamente, vuole un 3-0 rapido. No, attenzione, si butta un po'. Porca fa edgeguard con la bomba. Praticamente lo frame-trappa in maniera barbina. Si butta sull'up smash di Porche e finisce male. Una stock intera praticamente di vantaggio per Porche, che continua a tirare il suo liquido qua su Dani. Mamma mia, Dani rientra e fa un tendino, nessuno capisce perché. It was the curvature trick. The trick of the curvature. Pazzesco. Vediamo Dani che è un po' arancione, ma non demorde, tira dritto, dash attack tiene un comba già. Oh, prova. 6. Sì, oppure diciamo un pochino di buona DI da parte di Porca probabilmente, nel senso che non ho mai visto una combo di dash attack differente a non connettere affatto. Qui abbiamo il Porkons con un back air, sicuro stage control, però Meta Knight si sa, un po' difficile tenerlo fuori. No, non era true, ma pericoloso lì. Sì, esatto, ha coperto molto bene il suo giusto, quindi F smash, in questo smash. Il Porkons è sempre stato una mente calcia. Sì. Nonostante il matchup sia super facile per Dani. Quali sono i suoi occhi? Ha chiesto come approccio Porchi. Innanzitutto guardatelo negli occhi e ditegli quanto è bello oggi. Quanto è bello oggi. Ludoinfa dice che ha visto Dani. No, non si può dire in streaming, lo scriviamo poi in chat su Alto Mare. Sì, esatto. Poi Diciamo ne con un vocale parliamo, cerchiamo di capire come tirarlo fuori da questo qui pro quo di tipo reputazionistico. Di tipo alla fine Dani è una buona nomea, vogliamo No Twitcha, Dani non passa al sub. Ragazzi, ci crede ancora con Meta Knight. Bravissimo. E vanno nello stage di Caribi Smash. Però no, alto mare, vabbè. Questo colore alto mare. Sì, ma tanto Caribi Smash è anche alto mare. Siamo tutti Comunque il Porkons diciamo che si è giocato sul terreno. Dani che comunque con grandissima serenità cerca di interrogarsi sulla natura di quello che sta succedendo sullo schermo. Devo dire che qui Porche sembra sapere perfettamente i movimenti di Dani, riesce spesso a spacchiare bene.
Dani dice che gli ha shilpoccato. Aveva scudo al massimo. Secondo me è solo pazzo. Sta sclerando, però. Non glielo devo dire. Ah, No, comunque. Oh, prova la festeggiare. Sì, ne andrà di. Comunque c'è da dire, io non vorrei dire, ma Dani, così come NFL, hanno dormito tipo 3 ore e mezza questa notte per colpa di Plato che non voleva farci dormire. È vero. Grazie Plato. Grazie Plato. Cantando Britney Spears. Sì, ci obbligava a giocare cantando Britney Spears. È vero. Attenzione il tornadino. Comunque situazione abbastanza even. Doppio Perry sulla Pair, ma questo è Daigo. Pauroso, cucino di Storm, ricordiamo. Un saluto a Duilio a proposito, grande Dul, sempre nei nostri cuori. Comunque, vediamo un po' una situazione di vantaggio a parte di porche. Questo stock però potrebbe, diciamo così, molto fragile, come l'ali di una Palermo, prendendo al 103%. Dani ha bisogno di una buona opening per prendere uno stock in questo momento, altrimenti potrebbe essere difficile, diciamo, avere un piede saldo in questo set. La verità appunto è che Dani non riesce proprio a entrare, Porche sta spaziando tutto bene, tira un po' di neutrality ogni tanto, insomma riesce a tenerlo sempre alla larga. Dani fa proprio fatica ad approcciare e gli serve approcciare per prendere la stock, non ce la sta facendo, Porche continua a tenerlo a bada con le bombe, con un ottimo edge guard lì. Ce la fa? Mamma mia. Guardare Meta Knight è difficile, ma qui abbiamo visto comunque le sue risorse ridursi sempre di più. Una situazione un po' strana da vedere. Peccolo che chiaramente non killa. Non killa ragazzi. Solo quello di quanto... Già, col down air di Pyra. La fair di Pyra. Si faceva anche in quel moveset di Pyra. Si facciamo Pyra qua. Ciao Attenzione, cerca la combo, cerca i dash attack per iniziare le combo. Ma non le trova. Come devi combare in meglio per perdere la stock, vai, bravo, così da zero puoi combiare meglio. Bravo Dani, ci stava per perdere quella stock. Non capireste l'immagine del lupo. Dani lo guarda, fa avanti e indietro, fa finta di colpirlo. Oh, ma quanto è peccato! Bell'ending, completato di... Oh, lo prende, qualche combina, un po' di danno. Dani ha bisogno di far succedere qualcosa in questo momento e sta cercando di... Non avevo mai sentito Dani bestemmiare, non così. Bellissimo. Non so se l'ho funzionato negativamente. Bravo Vlad. Ottimo. Tenta quel smash. Mamma mia, Perry up smash, incredibile. Porche sa che deve rispettarlo, aspetta. Perry up smash sta facendo un botto di Perry, porche. Oggi è molto gasatissimo. Perché l'ho visto passare da un periodo nel quale proprio non riusciva proprio a superare la barriera di Dani, ma ultimamente vedo più una volta in 10 anni. è la narrativa, esatto. È la narrativa. Stavo dicendo no, Porche faceva schifo prima, adesso no, scherzo. Porche in ogni caso sta davvero. Dani, ci dobbiamo svegliare, dai, dice Prometeo. Fallo per Prometeo, Dani. Fallo per Prometeo. Dani è versione alimentano il gameplay. E Prometeo ti fa Dani, dice vai Dani. Stai andando benissimo, non cambiare niente. Last game per questo set. E Dani non si sveglia, ma noi sappiamo che ci saranno altri 3 game come minimo, forse 4 perché uno si spegnerà la console. Niente, Dani sta uscendo pazzo, perché sa a perfezione, alla perfezione, come giocare con il chat, effettivamente si sta vedendo proprio bait and punish, tutti alla larga, attenzione, la combina, oh, abbiamo la ladderina, mamma la ladderina, oh, e disrespetta, e poi che sta fermo, dice ok, disrespettami e colpiscimi pure, ma che me ne fosse, ora ti cago in faccia. E vediamo infatti che forse ce la farà. Ecco qua. Fair, Dani panica. Tutto sì, assolutamente, però in questo momento Dani una buona lead, ha la rage che aiuta molto, come il Meta Knight per killare, ma questo non è fatto il momento. Ah, me l'ha detto Jago è un menzognano. Ma anche Dani sa pariare. Dani sa grabbare. In questo momento unisce in passe. Bravo. Non dovrebbe scendere subito, dovrebbe aspettare un po' di più, aspettare che sfreghi, aspettare che Porche vada più deep, tanto poi Dani Porche nel frattempo taunta.
giustamente dice tu mi ti buggy, io taunto e poi mi butto come un coglione. Dani, stai Bravo porca, bravissimo. Fossi in te a sto punto mi butterei di nuovo e dico andiamo al prossimo game, perché che vergogna porca, vergognati e basta, ma che stai facendo? Vabbè va. Ma cosa, ma taunt proprio taunt to get bodied in maniera Taunt to body imbarazzante. yourself. To body yourself, esatto. Dash attack, non c'è niente più, tanto niente più, dice al boss il dash attack, 13% va bene. Ok, ottima la jab da parte di Porco, se riesce un attimo a riprendersi in questo game. Beh, stiamo vedendo comunque, ecco sì, una situazione che poteva portare a una kill, per un'altra taunt, vediamo se si podia di nuovo solo. Si podia. Comunque, Porco serve un attimo con calma, spazza un po' di vernice con la cura di un padrone di casa prima che arrivino gli affittuari. Appunto non c'è così tanta vernice per Meta Knight in questo momento. Si vede che per ora dei cerchi più inquilini, Vabbè. Comunque, ottima situazione per Dani che comunque sembra aver preso un attimo il ritmo in questo set, finalmente ha avuto bisogno di tempo ma si è adattato con grandissima efficacia. Dai Dani, bravo porche! Bravo porche! Vabbè, un po' di fair play, gli ha regalato sta partita perché proprio... Porca ha detto no che vabbè, dire, che dire. se no rischia che finiamo troppo presto il torneo, a questo punto regaliamo. No scherzo, Dani comunque con fantastico adapting, vediamo come va. Non puoi usare su Summit. Vai, Summit, però con gli hazard direi, che viene pure il pesciolone. Raga, perché Spring Stadium non è legale? Qualcuno me lo spiega. Perché c'è il tetto. Perché c'è il tetto che si può teccare però, è bellissimo, perfetto. Perché devi teccare su Kalos e non devi teccare sul tetto là? È la stessa cosa. Immagina Aptro di Charizard a 40 se si atterra lì su. Sì, aia. Esplodi. Ah. Ma che è successo? Adapting di Dani, tra parentesi, porta a fatto questo, dice Mattia. Vabbè, diciamo che nel frattempo Dani gli ha un po' sbirillato lo spruzzo. Proprio così ha fatto. Cioè l'adapting c'è stato, se non vedete una differenza in come ha giocato Dani nei primi due rispetto che nello scorso game, issue, nel senso problema di pill. Si vede che pill è una base fondamentale per l'ecosistema oceanico, in quanto è una grande fonte di alimentazione per grandi mammiferi, ma anche per piccoli pesci, che effettivamente poi vanno ad alimentare il resto dell'ecosistema oceanico. Sì, l'ecosistema marino si fa soffrire. Ah sì, è vero, Sì, quelli... sì, sì, l'ho visto, ultimamente un documentario molto bello su questa cosa. Si chiama issue. Sì. Ma quanti eravamo oggi? Troppo. No dai, dimmi il numero, Non dimmi mi il numero. ricordo. Dai, porco Penso giù di 41-40 persone. Non mi ricordo. Madò! Posso dire alla mia fidanzatina che ho fatto top 12 su 40? Sono un dio! Troppo forte, let's go. In questo momento comunque Porche che buia. Ma che succede? Stiamo Ma mi commentando un molto attimo, bene. buttano la Che secondo miseria. me sai cosa? La prossima volta mi propongo per testare per Liga, giusto per un major regione, mando questo 7 con Sì, una prova sì, sicuramente. Sì, assolutamente. Guarda, Ti prendono possiamo sicuro. Possiamo farlo entrambi se vuoi. Vai, possiamo farlo entrambi. Facciamolo entrambi, ci sto. Casting entrambi. Prendo la curva. Comunque, sì, Dani che... Vai Dani! tipo di Edgard. Bravo, bella Edgard pure qui. Bravissimo, spy. bravissimo. Però dai, ci stava a tentare lì, ma è un po' rischioso andare in disadvantaggio in questo modo. Insomma. Si tauntano, ormai forse la stanno prendendo entrambi un po' a ridere. Forse Dani più del dovuto, perché secondo me se si concentrasse non è ancora finita, non sto scherzando. No, Dani dice credi è finita. Ma non dire così Dani, porco Giuda, lo vedi? Fai finta di crederci, Dani. Se eri concentrato lo prendevi quell'F smash, hai letto tutto, è solo che facevi scrutinaccio. È perché senza... Guarda. senza trato. Senza centrato. Ah, certo. Oh no! Ecco qua, Up bam bam. smash. Non ho nemmeno fatto niente, molto Finisce il 80. set. Comunque voglio congratularmi per questo casting, siamo riusciti a dire un totale di 20 parole relative al set. Assurdo, forse 21, forse 21. Dai, comunque...
Vabbè, non Si può non ce la fare, faccio a dire fare- Berserk,